Quarta corsa dell'Arcoveggio, una prova per puledri, i non vincitori di 1000 euro in carriera. Ritiro last minute di Diva Starlight lascia a 10 il numero dei partecipanti. 1 Doge Spritz, 3 Dedemar, 4 Dante Vic, 5 Dream Goal, 6 Deliaz. In seconda fila 7 Dante BF, 8 Daytona EK, 9 Dora Lice, 10 Demon Bor, 11 Drifa di Meletro. L'allineamento si va a formare lungo la curva di sinistra, i puledri sono tutti ben allineati e così si può partire con il 4 di Dante Vic che parte piano. Sono svelti Doge Spritz, Dedemar e soprattutto a largo Deliaz che va a chiedere strada a Doge Spritz. Si imbocca la prima curva con Deliaz che passa a condurre nei confronti di Doge Spritz, poi Dedemar, ancora Daytona EK in quarta posizione a precedere Dora Lice, mentre allo scoperto è rimasto Dante Vic. I primi 200 metri sono passati in 14,5 e Deliaz guida il gruppo a buona andatura, 32 per il primo quarto di gara, con Deliaz che continua a procedere da leader con 3 lunghezze di vantaggio, mentre si allarga Dedemar, bucato di dentro da Daytona EK, che guadagna così una posizione alla corda, guadagna di dentro anche Dora Lice, mentre Dante Vic ora ha un'insperata schiena e al passaggio davanti alle tribune Deliaz è sempre in vantaggio nei confronti di Doge Spritz, poi Daytona EK, Dedemar all'esterno, Dante Vic in pariglia, lungo la corda Dora Lice, 31,3 questi 400 metri che portano a 1,1,5 la metà gara di Deliaz che continua in evidenza su Doge Spritz, quindi Daytona EK, Dora Lice che cerca di mettere il naso di fuori al chilometro in 1,17,2. Deliaz in vantaggio, sbaglia Dora Lice, sbaglia Daytona EK e Deliaz resta così in evidenza nei confronti di Doge Spritz. Sono in 2 a giocarsi la corsa. Deliaz che parte dalla posizione di testa e Doge Spritz che peggiora sensibilmente di camminata sull'ultima curva, deve fare un miracolo Andrea Farolfi e non riesce a farlo e allora Deliaz a 200 metri dalla conclusione corre contro il Meteorite. Deliaz in evidenza nei confronti di Dedemar e Dante Vic. Deliaz che nel finale scansa il Meteorite, vince nei confronti di Dedemar e Dante Vic. 31 la chiusa, 1,16,7 ragguaglio cronometrico, cost to cost di Deliaz, Antonio Greppi per il training di Michela Racca, in colori di Silvano Mazzoni. Successo in percorso di testa della figlia di Ideale Luis, al secondo tentativo in carriera coglie la sua prima vittoria dopo il quarto posto al debutto.